Sono ospite della famiglia Bastianello al ristorante Il Giardinetto, che è uno dei ristoranti storici, quelli in cui si respira e si gusta la venezianità, a partire non soltanto dal menù, ma anche da questa splendida struttura, che adesso è un ristorante, ma prima era qualcos'altro. Ascoltate Luca, ho un attimo da fare. Questa è la sala che faceva parte un tempo del Palazzo Zorzi. È una sala del 1500 e dicono che fosse la cappella del palazzo appunto all'epoca della famiglia. E lo stemma che vede nel camino è uno stemma originale che praticamente riprende il simbolo proprio della famiglia, lo scudo della famiglia Zorzi. E voi da quanto tempo siete qui? Allora, la famiglia nostra è Parmesan Bastianello, perché ovviamente da parte di mia mamma e poi ovviamente continuazione da parte siamo qui da 72 anni. Ah però, 72 anni, sempre come ristoratori. come ristoratori. E cosa vuol dire portare avanti la tradizione culinaria veneziana? Portare avanti è un impegno, noi abbiamo sempre mantenuto una linea molto tradizionale anche nella cucina, un po' antica da questo punto di vista, però abbiamo sempre tramandato anche con i vari cuochi che si sono avvicendati sempre una certa linea, una linea tradizionale tipica, quindi con la ricetta un po' portata avanti un po' dai nonni, da mia madre quando poi lavorava in cucina e tutto il resto. È difficile mantenere la coerenza storica? È difficile, da un lato comunque è un motivo di soddisfazione almeno personale, e difficile ovviamente con i tempi, con l'evoluzione e tutto il resto ovviamente è diventato più difficile insomma. Posti come questo trasmettono magia, la magia della storia veneziana, della tradizione, della cultura, della venezianità, come dicevo prima, che si respira qui in ogni angolo, nello stemma, nei quadri, nei dipinti, ma anche in cucina. Non soltanto nei piatti, ma anche in Davide, lo chef, che è veneziano doc, è originario proprio di questo posto. Le ricette che lui prepara sono quelle della tradizione. Non le ha soltanto lette sui libri e ascoltate dai vecchi, ormai ce le ha nel DNA. Adesso andiamo a cavare cipolla e a completare il sapore. La cipolla è già pronta, come potete vedere, è già ben appassita. Una volta che questo piatto quasi è completato, bisogna lasciarlo là almeno un paio di giorni per dare tempo che il sarde si insaporisca di cipolla e aceto, e dopo più tempo che rimane più diventa buono, perché tutto diventa un sapore unico. Questo piatto qua non va tenuto in frigorifero, va tenuto in un ambiente fresco ma non freddo. Queste le seppie al nero che abbiamo fatto un po' appassire, gas su acqua. Ok, adesso in questo momento li bagniamo con un po' di vino bianco. Okay. Dopodiché queste quando che che sarà evaporare un po' l'alcol, si cavarà un pochettino su gas. Ci mettiamo un po' del concentrato di pomodoro, un po' di polpa di pomodoro strizzata a mano. Dopodiché, una volta che era portata all'ebollizione di tutto, ne andremo ad aggiungere uno, forse due, di questi sacchetti, che non ce n'è più e nemmeno del suo nero di seppia naturale, quello che c'è dentro, che dà il colore nero alla pietanza. Naturalmente facciamo quanto nero che vogliamo, più nero che spacchiamo dentro, più sacchetti che spacchiamo dentro, più si tinge. Quindi altri cerchiamo di fare un colore insomma che sia il classico che siamo abituati a vedere nelle nostre tavole. Questa è una ricetta proprio squisitamente veneziana. Veneziana. C'è un orgoglio però in questo. Sì, diciamo che è quello che ci manda avanti la soddisfazione, diciamo il fatto di tramandare comunque
il fatto di vedere comunque che l'attività continua e continua bene, insomma. Cosa prova quando si dice che è sempre più difficile trovare locali come questo o comunque che portano avanti la venezianità in cucina? Più che altro perché è difficile con le nuove leve e tutto il resto trovare persone che amino questo tipo di tradizione, questo tipo di cucina, quindi ovviamente ci è portati un po' ultimamente con tutte queste evoluzioni, no, della cucina ad andare su altre cose un po' più moderne, diciamo, no? Quindi fondamentalmente è questo, cioè trovare persone che abbiano un sistema un po' tradizionale, no? che vogliono continuare questo tipo diciamo di lavorazione in cucina, e anche ovviamente non solo in cucina ma anche poi anche nella sala, insomma, nella sala. E perché voi continuate a portarla avanti? Qual è il valore di fondo? Come diceva lei, probabilmente c'è un discorso di orgoglio, no? Anche per la città stessa, cioè il fatto che comunque proponiamo alla clientela nostra, che continua a venire da tanti anni, una cucina dove vediamo effettivamente che c'è un legame molto col territorio, e questa cosa qua è ovviamente la cosa che ci stimola, che ci fa andare avanti, ovviamente, e ci dà una gratificazione. Cioè. Qual è la bellezza della cucina veneziana? Io devo dire la semplicità in un certo punto di vista, anche perché effettivamente alcuni piatti sono molto semplici, però vanno curati, come dire, sono semplici, ma allo stesso tempo devono essere fatti nella maniera giusta, ecco. E poi qui ho assistito a una delle cose che ormai veramente sempre più raramente si incontrano. Una cosa che nasce nel retrobottega, nel retrocucina, dove i camerieri, perché erano loro un tempo delegati a questo compito, curano i granchi, le granseole. Li cuociono, dopo che sono cotti li spolpano uno ad uno per estrarre l'essenza di questo prelibato frutto di mare. Ed è un lavoro certosino che viene fatto con il ferro a uncinetto, con il granchio diviso in 3 parti, ma l'ho spiegato, e ogni responsabile ha una parte specifica, la pancia come le zampe. Voi pensate quanto tempo occorre per fare 1 chilo di granseola, e poi capirete perché il prezzo si giustifica. E a fine pasto si pongono dei dilemmi molto intensi. Luca, che dolce mi consigli, perché li vedo che è una bella scelta? Beh, abbiamo le frittelle fatte in casa. Le fritole. Fritte. La nostra zuppa inglese, che insomma, non è tanto veneziana, però a me è diventata caratteristica. E i biscottini di Burano con un vino dolce. Non mi stai aiutando molto a scegliere, eh? Io ti darei un po' di frutto. Vedi, questa è la risposta giusta. Ciao ragazzi, se passate da questa... In che sestiere siamo qui? Castello. Se passate al castello, fate un salto da Luca. Venite a nome mio. Vi fa lo sconto. Giusto? Certo. Ciao ragazzi.